Oh, innamoramise. Oh, innamoramise. Oh, innamoramise. Un applauso per lo show. Allora, giù, in questo video faremo il post partita di Atalanta-Udinese, giusto? Sì, Udinese-Atalanta, ma ricordo. E il post partita di Juve-Pisa. Partiamo dalla partita di... intanto io vi saluto un attimo perché non vi ho salutato. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato. Batta al napoletano, come è stato? Va giù. Spero tutto bene. In questo video, come stavo introducendo prima, andiamo a fare il post partita di Atalanta-Udinese, Udinese-Atalanta e di Juventus-Pisa. Ricordo che le sfide si sono concluse, la prima dell'Atalanta 2-2 e la Juventus ha vinto ben 4-0. Allora, partiamo da Atalanta Udinese. Allora, Atalanta Udinese è finita 2-2, l'ho detto prima, il primo gol lo segna Christensen su assist di Zaniolo nel primo tempo. Poi vabbè, ci sono stati svariati gialli, tra cui per Derun, non mi ricordo, per un eccesso, tra virgolette, se così lo possiamo chiamare, di nervosismo, aveva preso il giallo ed è stato sostituito con Musa. Penso prima e poi Derun ha preso il giallo, non ricordo. Poi altre cose, però altre sostituzioni, però Kristovic, Kristovic poteva, secondo me, fare di più, veramente, poteva fare qualcosa di più sicuramente. Poi, vabbè, c'è stato il gol di Scamacca per l'1-2 e poi Scamacca, un grande attaccante Scamacca, devo dire la verità. Ma quanti gol sarà Scamacca? 8-9 gol, quasi 10 gol. Segna Scamacca il 2-2. Quindi c'è questa partita si poteva aspettare di più. Ci sono stati molti gol, devo dire la verità, però magari una vittoria netta dell'Atalanta per 1-2-0 me la pensavo, perché pensavo che l'Udinese andava a vincere, cioè l'Udinese andava a perdere dopo la Fiorentina, perché ormai la Fiorentina, lo sappiamo, sta facendo un bruttissimo campionato. Poi passiamo a Juve Pisa. Juve Pisa finita 4-0. La Juve, tra virgolette, si è svegliata subito nel secondo tempo. Perché nel primo tempo, diciamoci la verità, non è successo quasi niente. Cioè, che è successo? C'è stato, se non sbaglio, pure qua un giallo nel primo tempo, non mi ricordo, però non è successo proprio niente nel primo tempo. Vabbè. Il primo gol lo segnale cambiato. Scusate se guardo di qua perché tengo l'app di diretta aperta, non è una sponsor, perché sinceramente non mi ricordo chi aveva segnato, chi ha segnato. Sì, ha segnato cambiato Turam, Gildiz e all'ultimo Poca. Poi vabbè, c'è stato anche il ritorno di Quadrato, perché ha giocato alla Juve, non vorrei dire una scemità, poi ditemelo qui sotto nei commenti. Diciamo che la Juve nel secondo tempo ha stradominato la partita contro il Pisa. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao, a giù.